Siamo con Gabriele Losti, allenatore della Ichnos, che oggi ha fermato la capolista Folgore, risultato che alla vigilia era un po' difficile da ipotizzare, però avete rischiato anche di vincerla. Diciamo che la partita è andata sui binari giusti già dall'inizio, l'importante era la concentrazione, la squadra ha risposto bene. La diversità tra noi e loro è che loro dovevano vincere per forza, noi non avevamo niente da chiedere al campionato, quindi è un pochettino più semplice per noi, però sono stati bravi i ragazzi, diciamo. Ecco, una Ichnos un po' double face in questo campionato, che ha alternato momenti positivi come quelli di oggi, altri nei quali magari si è fatta mettere sotto troppo facilmente. Sì, se andiamo a vedere, magari noi vinciamo contro il Calagonone, che era una delle squadre favorite per vincere il campionato, e poi magari perdiamo contro l'ultima in classifica. E sono cose che uno non si può spiegare, diciamo, è una questione di mentalità. Penso che in queste categorie, se uno ha la testa giusta, può fare grandi risultati. Poi alla fine diciamo che le motivazioni per giocare contro la Folgore si trovano sempre, per giocare contro le squadre più basse in classifica è un pochettino più difficile, diciamo. Ecco, una squadra che è nata insomma, dopo la retrocessione con quelle aspettative, voi avete cercato di ripartire in questa nuova seconda categoria, tu come la vedi? Diciamo che allora, siamo ripartiti cambiando praticamente tutto quanto, dalla dirigenza siamo rimasti solo 5 elementi e la squadra è cambiata completamente. Abbiamo 20 giocatori nuovi e quindi è stato difficile ripartire tutti giovani, va bene, abbiamo un progetto a lunga scadenza senza nessun tipo di ambizione, diciamo, se non provare a giocare a pallone. Siamo in questo campionato che sinceramente è stato fatto un errore eliminare la terza categoria, questo è una cosa. È sceso il livello, diciamo. È sceso, non è che è sceso il livello, è che poi si arriva a un certo punto della stagione dove non si ha più nessun tipo di motivazione, si potevano fare tranquillamente i playoff e dare motivazione anche a squadre che continuano a allenarsi, perché è difficile anche motivare i giocatori fino alla fine del campionato. Ecco, quali sono così i giocatori che ti hanno sorpreso in questo campionato, positivamente, se dovessi fare qualche nome? A parte i miei che mi hanno sorpreso tutti quanti, quindi naturalmente i miei sono davanti a tutti, però nella Folgore c'è Roberto Zamburru, poi abbiamo, ho visto molto bene Sergio De Sena con Lorani, vabbè, gli attaccanti del Calagonone, quelli del Benetutti Antonio Lai, diciamo che ci sono tanti elementi ottimi che fanno anche differenza in queste categorie. Benissimo, noi ringraziamo Mr. Loster, comunque complimenti alla Ichnos per come ha interpretato la gara di oggi, non ha regalato nulla, anzi in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie, Crepi.